La Lega Nord si schiera a difesa dell'identità e delle radici del popolo veneto. Il riconoscimento della lingua veneta è il caposaldo della tutela delle origini contro l'attacco delle spinte globalizzanti che rischiano di disperdere ciò che resta della nostra storia. In questo senso è stata istituita la giornata per celebrare i veneti nel mondo, dedicata appunto alla grande diaspora veneta, agli emigrati che con il loro lavoro e l'opera quotidiana hanno fatto conoscere il Veneto. Grazie a noi è stato approvato il riconoscimento della lingua veneta. Siamo convinti che le nostre radici meritano protezione e rispetto. Per questo dobbiamo far rete con le comunità venete nel mondo, sparse in Argentina, in Australia e in Brasile. Collaborando attivamente con loro, facendo rete, saremo in grado di superare meglio la crisi e di riportare in auge l'economia veneta. La difesa della nostra identità, infatti, non è uno sguardo nostalgico al passato. Anzi, vogliamo guardare avanti rafforzando la nostra storia e la nostra cultura in un mondo sempre più globalizzato. Sentirsi sicuri tra le mura domestiche, tra le vie della propria città, all'uscita degli uffici pubblici e degli istituti di credito, è una delle condizioni essenziali per la tranquillità e il benessere di tutti i cittadini. La Lega Nord, da sempre vigile in tema di sicurezza, ha presentato un progetto di legge a favore delle fasce sociali più deboli, per la creazione di un fondo regionale destinato agli anziani vittime di furti, scippi per le strade, rapine e truffe in casa. A farsi carico della prevista assicurazione saranno i comuni, che potranno attivare iniziative per la protezione degli anziani. Vogliamo creare un fondo regionale per gli anziani vittime della criminalità, per tutti quegli anziani che hanno più di 70 anni e meno di 25.000 euro all'anno di pensione, i quali quando subiscono un furto spesso vanno in difficoltà psicologiche ed economiche. La Regione intende intervenire aiutandoli e restituendo loro quanto gli viene sottratto e istituendo anche un fondo a favore di quei comuni che intendono fare interventi sul territorio mettendo in loco telecamere per la sicurezza dei nostri cittadini. Garantire l'ordine e la sicurezza pubblica attraverso il contrasto all'immigrazione clandestina e irregolare. Questo l'obiettivo della Lega Nord, per tutelare i cittadini, per favorire una corretta integrazione e una sana coesione sociale. Deve essere espulso chi non è in possesso di un regolare visto d'ingresso o di un permesso di soggiorno, ma soprattutto chi si macchia di reati e vive clandestinamente. Secondo il Carroccio esiste tra alcuni immigrati un rifiuto del nostro modo di vivere, della nostra cultura, della nostra religione. Per le persone che non rispettano le regole, dunque, non è possibile parlare di diritto di voto. L'immigrato che vuole vivere nel nostro paese deve rispettare le nostre leggi, deve rispettare i nostri usi e le nostre consuetudini. Non può vivere clandestinamente, non può vivere neanche illegalmente e tanto meno di illegalità. Noi non vogliamo i ghetti, però non vogliamo assolutamente chi delinque. Quindi chi viene a vivere nel nostro paese vive secondo le nostre regole. La crisi mondiale dei mercati finanziari ha avuto ripercussioni anche sull'economia reale, causando pesanti danni al sistema delle imprese e al mercato del lavoro. Nel 2008, infatti, è stato riscontrato un ricorso alla cassa integrazione ordinaria e straordinaria di 16 milioni di ore. Il gruppo consiliare della Lega Nord e Liga Veneta si è attivato per la tutela del lavoro, in particolare per garantire il posto di lavoro ai veneti, attraverso la richiesta di una moratoria ai nuovi ingressi di lavoratori immigrati extracomunitari. Il lavoro è sempre stato una priorità per i veneti, è questo che vuole garantire la Lega Nord, garantire i posti di lavoro ai nostri veneti, ai nostri imprenditori, a coloro che vogliono investire nella nostra economia. Dobbiamo garantire i posti ai nostri operai, garantirli anche a costo di una moratoria nei confronti dei lavoratori extracomunitari. Dobbiamo garantire le nostre piccole imprese, riducendo la burocrazia, garantendone il sostegno con la ricerca e la tecnologia. Dobbiamo garantire soprattutto anche gli ammortizzatori sociali per i nostri artigiani e piccoli commercianti.